Aveva bisogno la Regione Sardegna di disposizioni nuove? No, perché ce n'è una che è stata fatta in un'epoca in cui io insomma, forse non ero ancora maggiorenne, nel 1979, in cui è una norma di attuazione dello Statuto sardo. Si dice che la Regione Autonoma della Sardegna ha il potere di dare impulso al governo per mettere in discussione, non per dare un parere su una cosa che già esiste, ma per mettere in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali dei trasporti marittimi che possano direttamente interessarla. E c'è scritto anche in questa disposizione del 79 che quando il Consiglio dei Ministri discute di questi problemi, il Presidente della Regione Sarda si siede nel Consiglio dei Ministri e discute come se fosse un ministro di questi temi. E c'è scritto in questa norma che quando queste decisioni non vengono prese in sede del Consiglio dei Ministri, ma in un'altra sede diversa, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione regionale. Io ho fatto al Presidente Cappellacci, in sede di commissione d'indagine sulla continuità territoriale, la seguente domanda pochi mesi fa, circa un anno dopo che, come senatori democratici, eravamo riusciti a imporre al governo di consegnare le convenzioni di servizio e le avevamo presentate alla stampa sarda. Presidente Cappellacci, lei può dirci quali sono i punti che la Regione contesta delle nuove convenzioni di servizio che entreranno in vigore quando la gara Tirrenia sarà finita? Lei conosce la bozza della convenzione di servizio? Cioè, come i sardi e i continentali, ne vedo tanti amici qui stasera, andranno e verranno con la flotta sovvenzionata dallo Stato per la continuità territoriale? Lui mi ha detto che questa convenzione era misteriosa, che la Regione non ce l'aveva, noi l'avevamo data alla stampa un anno prima, che comunque non era stato chiamato a discuterla, quindi non ha applicato le disposizioni dello Statuto sardo che non gli davano facoltà, ma gli imponevano in quel momento di essere presente nel Consiglio dei Ministri a dire io voglio la continuità territoriale fatta in questo modo. E quindi non la conosce, non la conosceva. In quell'occasione gliel'abbiamo data. Vedi Mauro, in quella disposizione, sentita la Regione sul futuro delle nostre convenzioni di servizio, cioè sul futuro dei trasporti pubblici della Sardegna, è stata un'operazione, l'ho fatto io quell'emendamento, ma prima di quell'emendamento c'era sopprimere il riconoscimento per legge di queste convenzioni di servizio e prima ancora c'era scritto d'intesa con la Regione, cioè con le regioni che partecipano della continuità territoriale, in particolar modo della Sardegna. Però siccome ho un approccio riformista e la domanda era che cosa dobbiamo fare oggi, io mi accontento in questo momento di ricordare che c'è il nostro Statuto che dà il potere alla Regione di discutere e di promuovere la revisione delle convenzioni di servizio e c'è ogni modifica di una semplice virgola di quella convenzione di servizio che dovrà vedere la Regione non decisiva nella opinione che esprimerà, ma quantomeno dovrà essere ascoltata. Dovrà essere ascoltata perché non sarà più possibile che un Presidente di Regione venga in Parlamento e dica non ne so nulla, come è successo a noi nel momento più importante delle decisioni che dovevamo assumere su questi temi. E quindi cosa fare? Se l'Unione Europea dice che tutto va bene, dobbiamo tenerci Tirrenia per i prossimi 8 anni. Dobbiamo tenerci Tirrenia per il prossimo Tirrenia, questa compagine, questi armatori. Dobbiamo tenercela così com'è, dico io. Posto che oggi il Presidente della Regione dice faremo la battaglia in ogni dove, ma dove la fai la battaglia? Nel 2010 Tremonti ha fatto il decreto sulle convenzioni di servizio e non hai fatto nulla. I termini per ricorrere sono scaduti. La puoi fare sulle modifiche future della convenzione di servizio, la puoi fare nel momento in cui tu riapri il dossier, riapri la questione. Queste convenzioni di servizio hanno una cosa buona, che i 72 milioni e mezzo non vengono dati come avveniva prima a piedi lista,
Anche qui ricordiamo un attimo la storia, perché serve per valutare il tempo che stiamo vivendo. Questi sono i dati della relazione della Corte dei Conti al Parlamento sulla Tirrenia, l'ultima che è stata consegnata, riguarda molti anni fa, però è significativo che nel 2006, 2005, 2006, 2007 i contributi in controesercizio alla Tirrenia erano rispettivamente di 232 milioni di euro, 221 milioni, 193 milioni. Significa che adesso noi dobbiamo passare da queste somme a quelle che vengono tolte per le società regionali. Anche la nostra Saremar era una società controllata tutta dalla Tirrenia e dovremo cavarcela con 72 milioni e mezzo. Ma non ho speso 72 milioni e mezzo per il carburante, per il personale, eccetera. No, ogni rotta dovrà vedere documentate le spese che sono sostenute su quella rotta e i ricavi che si fanno su quella rotta. Per cui può darsi anche, lo dico come prospettiva, ma le regole dobbiamo cercare di modificarle adesso, in vista della prossima stagione, può darsi anche che tenere alte le tariffe importi nella contabilità di quella rotta dove tu hai tenuto alta la tariffa, che non prendi più la sovvenzione di servizio. O meglio, questa è una possibile interpretazione della Convenzione, che ha anche una norma, che è il trasferimento di una norma comunitaria, per cui non ci possono essere sovvenzioni pubbliche, cioè soldi pubblici dati a operatori privati, sovrabbondanti rispetto al costo del servizio pubblico che gli stai chiedendo. E allora qual è la strada? Beh, intanto, caro Fabrizio, perché tu hai trovato Genova-Porto Torres a 1.200 euro, se tu fossi andato sulla Cagliari-Civitavecchia l'avessi trovato a poco più della metà? Per quale motivo? Vogliono incentivare quella rotta per le navi nuove che hanno messo? No, intanto le navi nuove le hanno messe senza che la Regione gliele abbia chiesto. Io questo ha onorato, glielo riconosco, e ha detto che ne metterà delle altre nuove. Poi, Mauro, sono noleggiate queste navi nuove, sono comprate, anche la Regione Sardegna le sue navi le ha noleggiate, perché oggi ci sono navi belle e nuove ferme nei porti senza passeggeri, perché la gente non ci va per le navi. Non mi interessa se sono di proprietà di Tirrenia o se sono di proprietà di qualsiasi altro armatore, mi interessa che non ci sia intesa anticoncorrenziale e se c'è gli do una bastonata, ovviamente. Ma mi interessa che invece di viaggiare su un carro buoi, su un carro bestiame, il sardo, il continentale, il turista, l'uomo di affari, così come chi gira col suo camion per portare le merci, viaggi in maniera dignitosa e in maniera rapida. 11 ore invece che 16 ore è già un buon traguardo. Confindustria le chiede 9. Io aprirei un tavolo. Cosa ci vuole per portare da 11 a 9 ore il Cagliari-Civitavecchia? È vero che è stato promesso che ci sarà velocizzazione sul Cagliari-Livorno e poi un nuovo ponte su Genova. Voglio discutere questo. Cosa ti costa in termini di assorbimento di quei 72 milioni? Perché può darsi anche che tutto questo non mi serva e mi serva invece un abbattimento generale della tariffa. Voglio concludere dicendo questa cosa. Ci sono tante e tali manutenzioni da fare sulle regole, che la prima cosa da fare è mettere in testa alla Sardegna, alla Regione, perché purtroppo qui c'è un convitato di pietra, dovevi lasciare una sedia vuota lì in mezzo e dovevi tenerci o il Presidente della Regione o l'assessore regionale dei trasporti. Cioè dovevano dirci questi, ma nella vostra testa, nella vostra prospettiva, la Regione è un armatore che fa concorrenza ad altri, e qui sono d'accordo con chi ha detto che è una cosa pazza, o è un soggetto che vuol fare regolazione, cioè vuole rimettere a posto le regole alle quali gli altri armatori devono poi in qualche modo dar retta, se vogliono fare questo servizio per la Sardegna. Perché vedi, quell'operazione che hai fatto tu dei preventivi è data dal fatto che una volta un ministro, non dico il nome perché non voglio fare polemiche e dire i vostri bravi, i nostri cattivi, ha deciso una cosa molto importante per il sistema armatoriale italiano che opera con la Sardegna.
che d'estate nei porti del nord della Sardegna la continuità territoriale, cioè la previsione delle tariffe ribassate che servono per appunto non tanto calmierare il mercato quanto per rendere effettivo il diritto, in estate non valgono più, perché bisogna lasciare Tirrenia, la Tirrenia pubblica del passato, a competere con chi in quel momento stava entrando in un mercato mettendo in discussione il monopolio. Allora, dove vogliamo andare? Ci sono da questo dibattito tanti elementi comuni che io traggo per dire che può esserci una posizione comune, possono esserci gli obiettivi, la strada la decidiamo insieme, però vi devo dire che non andiamo da nessuna parte se chi ha oggi il potere di riaprire il dossier, la Regione Sardegna, non ha idea di dove andare. Per dirla col Seneca marinaio, non esiste nessun vento favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare, che non sa qual è la sua rotta. Allora, prima finisce questa storia, prima la Regione in un modo o nell'altro la riprende questa rotta, meglio staremo tutti, anche quelli che devono portare a casa il risultato di una migliore continuità territoriale per i sardi e un loro rinnovato diritto a muoversi liberamente da qui verso il continente italiano. Grazie al senatore Francesco Sanna. Agli inizi degli anni 60 iniziò... O meglio, questa è una possibile interpretazione della Convenzione, che ha anche una norma, che è il trasferimento di una norma comunitaria, per cui non ci possono essere sovvenzioni pubbliche, cioè soldi pubblici dati a operatori privati, sovrabbondanti rispetto al costo del servizio pubblico che gli stai chiedendo. E allora qual è la strada? Beh, intanto, caro Fabrizio, perché tu hai trovato Genova-Porto Torres a 1.200 euro? Se tu fossi andato sulla Cagliari-Civitavecchia l'avresti trovato a poco più della metà. Per quale motivo? Vogliono incentivare quella rotta per le navi nuove che hanno messo? No. Intanto le navi nuove le hanno messe, senza che la Regione gliele abbia chiesto. Io questo a onorato glielo riconosco. E ha detto che ne metterà delle altre nuove. Poi, Mauro, sono noleggiate queste navi nuove, sono comprate, anche la Regione Sardegna le sue navi le ha noleggiate, perché oggi ci sono navi belle e nuove ferme nei porti senza passeggeri, perché la gente non ci va per le navi. Non mi interessa se sono di proprietà di Tirrenia o se sono di proprietà di qualsiasi altro armatore, mi interessa che non ci sia intesa anticoncorrenziale e se c'è gli do una bastonata, ovviamente. Ma mi interessa che invece di viaggiare su un carro buoi, su un carro bestiame, il sardo, il continentale, il turista, l'uomo di affari, così come chi gira col suo camion per portare le merci, viaggi in maniera dignitosa e in maniera rapida. 11 ore invece che 16 ore è già un buon traguardo. Confindustria le chiede 9. Io aprirei un tavolo. Cosa ci vuole per portare da 11 a 9 ore il Cagliari-Civitavecchia? È vero che è stato promesso che ci sarà velocizzazione sul Cagliari-Livorno e poi un nuovo ponte su Genova. Voglio discutere questo. Cosa ti costa in termini di assorbimento di quei 72 milioni? Perché può darsi anche che tutto questo non mi serva e mi serva invece un abbattimento generale della tariffa. Voglio concludere dicendo questa cosa. Ci sono tante e tali manutenzioni da fare sulle regole, che la prima cosa da fare è mettere in testa alla Sardegna, alla Regione, perché purtroppo qui c'è un convitato di pietra, dovevi lasciare una sedia vuota lì in mezzo e dovevi tenerci o il Presidente della Regione o l'assessore regionale dei trasporti. Cioè dovevano dirci questi, ma nella vostra testa, nella vostra prospettiva, la Regione è un armatore che fa concorrenza ad altri, e qui sono d'accordo con chi ha detto che è una cosa pazza, o è un soggetto che vuol fare regolazione, cioè vuole rimettere a posto le regole alle quali gli altri armatori devono poi in qualche modo dar retta, se vogliono fare questo servizio per la Sardegna. Perché vedi, quell'operazione che hai fatto tu dei preventivi è data dal fatto che una volta un ministro, non dico il nome perché non voglio fare polemiche e dire i vostri bravi, i nostri cattivi,
ha deciso una cosa molto importante per il sistema armatoriale italiano che opera con la Sardegna, che d'estate nei porti del nord della Sardegna la continuità territoriale, cioè la previsione delle tariffe ribassate che servono per appunto non tanto calmierare il mercato quanto per rendere effettivo il diritto, in estate non valgono più, perché bisogna lasciare la Tirrenia pubblica del passato, a competere con chi in quel momento stava entrando in un mercato mettendo in discussione il monopolio. Allora, dove vogliamo andare? Ci sono da questo dibattito tanti elementi comuni che io traggo per dire che può esserci una posizione comune, possono esserci gli obiettivi, la strada la decidiamo insieme, però vi devo dire che non andiamo da nessuna parte se chi ha oggi il potere di riaprire il dossier, la Regione Sardegna, non ha idea di dove andare. Per dirla col Seneca marinaio, non esiste nessun vento favorevole per il marinaio che non sa dove vuole andare, che non sa qual è la sua rotta. Allora, prima finisce questa storia, prima la Regione in un modo o nell'altro la riprende questa rotta, meglio staremo tutti, anche quelli che devono portare a casa il risultato di una migliore continuità territoriale per i sardi e un loro rinnovato diritto a muoversi liberamente da qui verso il continente italiano. Grazie al senatore Francesco Sanna. Agli inizi degli anni 60 iniziò